è l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. È ormai chiarissimo, il voto non è più ideologico ma indirizzato verso chi propone soluzioni e dà l'impressione di essere in grado di realizzarle. È questo il commento del presidente di Confartigianato Veneto Giuseppe Sbalchiero sui risultati delle ultime elezioni europee. Egli rimarca inoltre come le percentuali ottenute da gran parte degli schieramenti siano in linea con le previsioni emerse dal sondaggio eseguito dalla Federazione Regionale degli Artigiani e presentato ai mezzi di comunicazione i primi di maggio. Un segnale, prosegue Sbalchiero, del fatto che il mondo dell'artigianato, tradizionalmente concreto e orientato a giudicare con la testa oltre che con il cuore, è un sensore affidabile del cambiamento in atto nel Paese. I cittadini oggi contano su chi dà fiducia di poter affrontare con efficacia i problemi, ma altrettanto velocemente si dimostrano determinati a cambiare se dalle parole non si passa in fretta ai fatti. Adesso è il momento di fare sul serio, di portare con decisione e velocità l'Italia fuori dal tunnel. La nostra ricetta, conclude il presidente regionale di Confartigianato, è sempre la stessa. Valorizzare il manifatturiero attraverso politiche del lavoro ed economiche che premino il Made in Italy, lotta alla burocrazia stupida e dannosa, riduzione della spesa pubblica per allentare la morsa della tassazione, eliminazione dei gap abissali nelle infrastrutture che ci dividono dagli altri paesi europei, come il costo dell'energia, la mancanza di strade, ferrovie e banda larga. Il bisogno di novità ha prodotto i suoi risultati ancora una volta. Dopo 20 anni si apre una nuova epoca, così come avvenne nel 1994, ha commentato il professor Paolo Feltrin, ospite in settimana della Scuola di Politica ed Economia di Confartigianato Vicenza. Secondo il noto sociologo e politologo, il risultato premia chi ha compreso che l'elettorato ha bisogno di punti di riferimento nuovi, soprattutto per quanto riguarda le persone. E il ricambio generazionale, ben speso tra l'altro sui mezzi di informazione, ha pagato.